Si apre proprio oggi il Festival delle Ville Venete, che è arrivato alla sua 7ª edizione, ma proprio quest'anno ha dei temi che sono un po' un'anteprima su quello che vuole essere un grande progetto, una grande strategia della Regione Veneto, che è quella di potenziare la strategia economica delle Ville Venete. Noi faremo questo festival che ci condurrà attraverso il Veneto con tutta una serie di iniziative che tendono appunto a dimostrare quanto sono moderne queste stupende dimore che connotano il nostro territorio, lo identificano, ma soprattutto ci accolgono ancora ad oggi con dei messaggi di pace, di serenità e soprattutto di grande condivisione. Partiremo appunto, come abbiamo detto oggi, con una presenza importantissima che è quella di Beatrice Vio. Abbiamo voluto fortissimamente la presenza anche del mondo, diciamo, dello sport sotto tutti questi punti di vista, per far comprendere che gli ostacoli non sono niente in confronto a quelle che possono essere le opportunità che la vita ci può offrire vivendola nella sua interezza. E proprio le ville lo dimostrano, e noi oggi qui vogliamo partire da un grande progetto che è quella dell'accessibilità, un'accessibilità che non è solo il superamento della barriera, ma è il superamento di quelle che possono essere delle costrizioni nostre mentali nel non guardare proprio fino in fondo il valore che queste stupende dimore possono dare ancora una volta al nostro territorio. Non dimentichiamo che quando sono nate erano un punto di riferimento per la Serenissima, che era in crisi a Venezia, e ne ideò appunto la sua strategia creando nel territorio, bonificandolo, rendendolo agricolo, ma anche attivando commerci interessanti e importanti, per cui recuperando un territorio sotto tutti gli aspetti. Ad oggi noi possiamo ancora ritrovare le nostre comunità attorno a queste presenze che sono così capillari, che proprio identificano tutto il Veneto e il Friuli, Venezia Giulia nella loro dimensione, per cui osservando queste dimore possiamo coglierne ancora le grandi opportunità, come si diceva prima. E in tutto questo progetto noi stiamo appunto lavorando assieme alla Regione, perché come dicevo all'inizio questa è l'anteprima per l'Expo 2015.